Com'è possibile pianificare il business dei prossimi 5 anni? Da questa domanda ha preso il via la quarta edizione di Anticipare il futuro, l'evento dedicato ai deep trend promosso da Confcommercio del Veneto in collaborazione con Smartland e BlueX. A Saonara, in provincia di Padova, numerosi imprenditori si sono riuniti a Villa Paola per scoprire l'evoluzione culturale dei modelli che consentono alle aziende di avere una visione strategica. Il nostro compito è quello di aiutare gli imprenditori e i dirigenti a guardare oltre, a guardare ciò che succederà, e con questo strumento dei deep trend, con la Laura Rolli, riusciamo a dare indicatori importanti per aiutare le imprese a gestire, a anticipare il futuro. Il titolo è proprio questo, per non essere governati dal futuro, per non essere anche travolti in alcune situazioni, per cui accompagnare i processi di cambiamento che saranno inevitabili e sui quali poter essere dei surfisti, poterli cavalcare le onde senza farsi travolgere. Ad anticipare il futuro, gli imprenditori hanno potuto conoscere strumenti utili a progettare le proprie strategie di business per i prossimi 5 anni. Questo grazie ai deep trend, ossia alle tendenze profonde e generalizzate del mercato, della società e dei modelli di consumo. Abbiamo degli imprenditori che fin dal primo momento, da 4 anni, sono venuti tutte le volte, ci hanno dato anche dei report anche alla stessa docente, dicendo come questa lettura li ha aiutati a cambiare, a modificare, a anticipare alcuni processi e anche alcuni modelli di business, per cui per questo abbiamo proseguito e proseguiremo in questa iniziativa, perché crediamo sia un servizio molto importante per chi li sa cogliere un po' alla volta, allargheremo il giro. A presentare l'evento anche quest'anno Laura Rolle, fondatrice di BlueX, che ha aggiornato i presenti sugli stili di comunicazione che influenzeranno il mercato da qui ai prossimi anni. Un'occasione per riflettere sugli strumenti utili a innovare prodotti, servizi e strategie di comunicazione in tutti i settori merceologici. I deep trend danno alle aziende delle informazioni sui nuovi orientamenti del mercato nei 3-5 anni. Un tema molto importante che abbiamo portato quest'anno è I want to belong, che è appunto il senso di appartenenza, quindi la necessità da parte dei clienti di sentirsi parte di una comunità. Questo ovviamente ha delle ricadute soprattutto per aziende che lavorano sul territorio, per i territori stessi e per tutto quello che vuol dire anche ad esempio una sostenibilità sociale. Quindi è molto importante.